Cantava "Siete venuti a cercare" nel lontano 2006 al Teatro Duse Alberto Cantone, cantautore trevigiano da sempre amico di Emergersi, raccontando con parole e musica la seconda guerra del Golfo con l'attacco in Iraq. Oggi Cantone lancia attraverso un post su Facebook alle istituzioni una proposta, quella di dedicare a Gino Strada, uomo che ha salvato vite, una delle due vie trevigiane che lambiscono il Teatro del Monaco e portano i nomi di due generali, via Cadorna oppure via Diaz. Dare un segnale importante, forte e chiaro che la città di Treviso si schiera con un uomo di pace e ricorda nella sua toponomastica un uomo di pace e non un generale della prima guerra mondiale, di quella inutile strage, come disse il Papa, che viene ancora oggi chiamata purtroppo la Grande Guerra. Cantore che fu avvicinato nei primi anni del 2000 proprio dallo stesso Strada mentre dal palco di uno dei raduni di Emergersi stava intonando una canzone. Ho sentito che la mia voce si stoppiava, ho visto il mio chitarrista a fianco a me, Gian Antonio Rossi, con tanto di occhi fuori dalla testa, mi sono voltato e c'era Gino Strada che cantava vicino a me. Un'occasione di riscatto per Treviso, secondo Cantone, un atto di coraggio istituire a Treviso via Gino Strada. Sarebbe un affare per la città di Treviso che dovrebbe forse un pochettino farsi perdonare a livello di immagine. Troppi anni in cui anche messaggi di odio, di razzismo, perfino di revisionismo sono stati lanciati in un futuro non lontano, pensiamo al tempo delle panchine eccetera, anche purtroppo dalle istituzioni cittadine.